Parola ora al collega Stefano Valdegamberi. Innanzitutto ho piacere di aver sentito l'assessore perché chi mi ha preceduto, che mi ha rubato buona parte dei temi che volevo trattare, ma soprattutto in merito all'intervento dell'assessore, che sono temi sul sociale. Devo dire che pur apprezzando la persona di Coletto, francamente ho cercato di essere attento alle sue spiegazioni, ma se prima avevo dei dubbi ora ne ho ancora di più. Credo che non abbiamo avuto nessuna risposta, se non mi pare aver capito che ci sono diversi modi per contabilizzare le spese sanitarie, quindi sia semplicemente un problema di contabilità. Una contabilità da una parte forse finanziaria, dall'altra contabilità economica, per cui i conti sono tutto il contrario di tutto. Alla fine credo che in questa aula abbiamo ancora idee meno chiare di prima. Ma al di là di questo, che mi auguro col tempo poi alla fine la matematica non è un'opinione, presto o tardi i conti si presentano, io volevo evidenziare alcuni aspetti che diciamo di suggerimento all'attuale governo regionale, quindi all'attuale giunta. Io credo che il nostro modello veneto sia caratterizzato soprattutto per una forte sinergia e simbiosi tra socio e sanitario. Mi pare, ho l'impressione che nell'ultimo periodo, almeno dalle esternazioni che leggo dai giornali, dalla stampa, ci sia la voglia quasi di superare questo modello, o meglio, di dividere ciò che è sanitario da ciò che è sociale. Ecco, se si vuole risanare i conti della sanità, io credo che invece dovremmo muoverci in senso diametralmente opposto, cioè dobbiamo consolidare questo modello, perché da tutti gli incontri avuti in sede tecnica, anche politica a livello sovra anche regionale, è sempre stato detto che è la forte integrazione tra territorio e servizi e sanità e sociale che è possibile che può portare al miglioramento della qualità dei servizi e a un risparmio anche della spesa. Ho letto proprio anche oggi un appello fatto da un presidente di una nota associazione che rappresenta tutti i centri servizi territoriali, le cosiddette case di riposo, che dice noi ormai diamo sempre di più prestazioni di carattere sanitario all'interno delle nostre case di riposo e ormai non c'è più la casa di riposo, la struttura che aveva puramente di accoglienza alberghiera sociale come era in altri tempi, ormai sono diventate delle geriatrie o delle lungodegenze. Cerchiamo è una rete strutturata, presente in tutto il territorio regionale, e una degenza, o meglio una giornata di ospitalità presso questa casa costa alla Regione circa, per quelle non autosufficienti, 50 euro come spesa, uno stesso giorno presso una struttura ospedaliera costa 400 euro, ecco, visto che cerchiamo magari di far leva su queste strutture già organizzate e magari investiamo un po' di più su queste strutture magari e un po' meno su quelle sanitarie e quindi riusciremo a dare maggiori servizi, minori spese a carico del bilancio regionale e garantire quindi risposte a una platea più ampia di cittadini di quelli che oggi riusciamo appunto a dare. Un giorno di degenza presso un ospedale, una geriatria, mi pare che costi intorno ai 400 euro al giorno, quindi il rapporto è 50 a 400 per quanto riguarda, quindi la stessa giornata, integrando le prestazioni sanitarie, rafforzando le prestazioni sanitarie all'interno appunto delle strutture residenziali, potremmo individuare una nuova funzione, un nuovo modello che sia sicuramente più efficace e più economico e in grado di dare maggiori servizi e risposte ai bisogni dei nostri cittadini. Questo è un suggerimento che vorrei dare, una considerazione, una riflessione, uno spunto di riflessione positivo che vorrei dare appunto alla Giunta. Un altro aspetto invece che ritengo un po' di non condividere è stato quello relativo a delle esternazioni, a dei disegni di legge che stanno circolando nella nostra regione, finora non sono stati, a dire il vero, mai approvati dalla Giunta, ma che prevederebbero, secondo questa visione, un ulteriore distacco dal territorio di queste strutture. Cioè staccare dal territorio significa togliere il patrimonio che venga gestito direttamente in maniera dirigistica da un livello superiore, sia esso regionale o altro, significa impoverire
il territorio non solo in quanto non ha più la capacità di interloquire, diciamo, con questa struttura, perché l'anziano oppure chi vuole integrare questo patrimonio con una donazione, una volta che sa che questo bene andrà recapitato altrove, non lo farà mai più, ma significa recidere quel principio importante che è quello di sussidiarietà, che invece è un altro principio su cui noi dobbiamo lavorare per creare quella leva virtuosa che risani i bilanci delle nostre pubbliche amministrazioni. Cioè la Regione non deve sostituirsi al territorio, ma deve supportare, integrare, rafforzare, stimolare il territorio. Vorrei ricordare che molte istituzioni territoriali, siano esse IPAB o anche altre associazioni, fondazioni e quant'altro, sono l'espressione di un territorio che si è organizzato ancor prima che intervenisse la risposta pubblica, e quindi è frutto di quell'iniziativa che fa parte di quell'imprinting che caratterizza il popolo veneto di intraprendenza anche nel dare risposte sociali, un tempo erano risposte anche sanitarie, risposte nel mondo del credito, nel mondo del lavoro, eccetera, che partono dal territorio, e che sia proprio un'amministrazione che, almeno a livello di proclami, di dichiarazioni, dovrebbe essere la più sensibile per i principi del federalismo a queste realtà, a proporre invece di accorpare, di allontanare dal territorio queste strutture, mi sembra proprio qualcosa che stride al buon senso. Quindi l'altro aspetto è quello che il suggerimento è quello di rafforzare la sussidiarietà. Cerchiamo di coinvolgere, ecco, faccio solo un esempio per poi tradurre in concreto, diciamo, queste considerazioni. L'altro giorno ho incontrato un presidente di una casa di riposo. Non tutte le case di riposo, caro Assessore, sono strapagati, il 50% sono volontari a gratis, che lavorano gratis e fanno questo con spirito di servizio, ma sono professionisti che prestano nel paese, nel proprio quartiere, prestano il loro servizio come volontariato all'interno di questi organi. Dicevo, il 50% lavorano gratis di questi, potete verificare. Allora, questo signore era un farmacista che faceva gratuitamente faceva l'attività all'interno come presidente. Il sindaco gli ha chiesto di ritornare a fare il presidente, lui ha rifiutato perché oggi vengo sempre più criminalizzato. Il mio lavoro, io guardi, lo faccio gratuitamente, ho già il mio lavoro, qualcuno mi accusa di aver fatto la farmacia con i soldi che ho rubato a casa di riposo. Quindi cerchiamo di non mortificare chi fa questo lavoro sul territorio con passione, con dedizione. Se c'è la mela marcia, e ci sono le mele marce, queste colpiamo quella, ma non andiamo a generalizzare tutti gli altri, perché andremo ulteriormente a impoverire il territorio, disaffezionare la partecipazione attiva dei cittadini e creare il presupposto per maggiori spesa pubblica, perché quando noi creiamo un sistema dirigistico centrato aumentiamo la spesa pubblica, ma questo dovreste essere voi a segnarmelo. Ecco, quindi l'appello che io faccio accorato è appunto questo, di applicare il principio di sussidiarietà, che è un principio costituzionale che, ripeto, ancora prima che venisse codificato nella Carta Costituzionale, fa parte del nostro sentire, fa parte del sentire della nostra gente. Poi, per quanto invece riguarda gli aspetti sanitari, è chiaro che io vedo in tutta questa questione, prima facevo la battuta che non ho capito niente, francamente non è stata molto chiara, ma io non credo che ci siano queste voragini. Lo dico da amministratore dell'opposizione, ma che è stato amministratore di questa maggioranza, di una maggioranza prima, e se ci sono dei problemi ne assumo anch'io la responsabilità. Ma voglio che tutti se ne assumano la responsabilità e non diventi un problema invece un modo per fare politica all'interno della maggioranza, accusando una parte rispetto all'altra o chi è stato prima di noi rispetto a chi viene dopo di noi. Io vedo in questa azione, che è partita dalla maggioranza, una grande strumentalizzazione. Qui alla fine è talmente grande che poi alla fine sembra che si risolva tutta una bolla di sapone. Sentendo l'assessore mi pare di capire che fine, insomma, i problemi non abbiamo sentito cifre, non abbiamo sentito niente, sono solo problemi contabili, di natura contabile. Staremo a vedere se sarà vero. Ma indipendente da ciò, la lettura che io do è che si cerca l'alibi. Si cerca l'alibi per fare cosa? Si cerca che c'è una parte dove la sanità diventa il teatro, l'agone dove si mettono in competizione le diverse anime della Lega fra loro, trevigiani, veronesi. Diventa il teatro dove si cerca il modo per colpire il presidente di prima rispetto al presidente di adesso. Diventa l'alibi per cercare il modo magari di reintrodurre una tassa, verso la quale noi l'anno scorso in maniera molto convinta abbiamo detto no,
ha detto no la maggioranza, ha detto no anche l'opposizione, e che noi vogliamo da maggioranza, oggi l'opposizione, e mi auguro la maggioranza, essere coerenti con le scelte che abbiamo preso l'anno scorso, fino in fondo. E quindi non cerchiamo alibi, diciamo, lasciamo fuori dalle strumentalizzazioni politiche la sanità e cerchiamo invece di guardare con senso di responsabilità, da qualunque parte noi siamo, maggioranza e opposizione, verso quello che è stato ed è tuttora un modello vincente a livello nazionale, ma che rischia, con queste lotte fratricide, con queste lotte intestine, rischia veramente di affossare. E noi non vogliamo questo, perché primaria importanza per noi sono i bisogni dei cittadini. Superiamo i campanilismi. Io veramente, prima molti degli interventi fatti hanno messo in evidenza come molto spesso la politica sanitaria risponde più ai bisogni politici di campanile. Bisogna accontentare il sindaco che è del mio partito rispetto all'altro. Ormai abbiamo un ospedale per partito in qualche ULSS del Veneto, non un ospedale per paese, un ospedale per partito, ma la gente di quei paesi lì cosa fa? Emigra e va verso altre strutture. Superiamo i campanilismi, lasciamo fuori la politica in senso di... lasciamo fuori la politica, abbiamo investito risorse in ospedali che non hanno neanche i parcheggi. Cominciamo a fare le scelte con razionalità e nell'interesse vero dei cittadini e non quello della pancia, quello dell'immediato consenso elettorale. Questo è ciò che il Veneto ci chiede. Ecco, su questo noi dobbiamo dare le risposte concrete. Io mi fermo qui, mi auguro che questa giornata sia utile per far acquisire a tutti un senso di responsabilità che, ahimè, vedo sempre meno presente. Vedo tante speculazioni politiche, tanta voglia di rivendicazione, di recriminare qualcosa uno contro l'altro, e questo lo vedo purtroppo all'interno della maggioranza, che dovrebbe essere compatta, l'organo di governo che dovrebbe trascinare una politica sanitaria che viaggia oggi nell'incertezza, perché non sappiamo nemmeno le cifre. Non siamo neanche in grado di vedere il bilancio di assestamento di bilancio qui in aula. Cioè sembra quasi che questa regione stia andando un po' alla deriva, disorientata. Cercate di convincersi diversamente, perché oggi purtroppo dai dati che vediamo e dai fatti vediamo che purtroppo anche voi le idee chiare non l'avete, perché una cifra devo ancora saperla. Grazie Valdegamberi.